Si allarga la squadra di Giorgio De Nardi, candidato sindaco per il centro-sinistra di Treviso. Nella corsa al voto, al suo fianco, o meglio nella sua lista civica, anche due esponenti di Più Europa Treviso. A scendere in campo, in vista delle amministrative di maggio, saranno Elena Cacciatori, tesoriera del gruppo, e il coordinatore Carmine Mazzola. Penso che questa città abbia bisogno di un cambio di amministrazione, che le cose si possano fare meglio. Treviso ha bisogno di più spazi di aggregazione, soprattutto per i giovani. C'è bisogno di spazi dove i giovani si possano incontrare, suonare strumenti musicali, fare teatro, organizzare anche altre cose, anche come prevenzione nei confronti del problema del disagio giovanile, della violenza giovanile. L'attuale amministrazione ha praticamente solo pensato di risolvere il problema con le pattuglie in Piazza Borsa al sabato, ma ha bisogno di risolvere il problema invece alla radice. Un obiettivo chiaro, una Treviso più europeista attraverso proposte declinate ai valori economici, ambientali e sociali del partito. E a proposito di diritti civili, non manca una stoccata a un altro candidato a sindaco, l'attuale primo cittadino Mario Conte. Dichiarazioni di parte avversa sui temi del riconoscimento dei figli dei coppie omogenitoriali in occasione della campagna elettorale la consideriamo come strumentale, considerando che la Giunta Conte non ha dato nessun patrocinio in occasione di iniziative delle associazioni LGBT e ha tolto il patrocinio del Comune di Treviso sulla rete Redi, che è una rete di enti pubblici in appoggio appunto alle coppie omogenitoriali. Una lista civica di centrosinistra, quella di De Nardi, a cui si aggiungono i colori dell'Europa. Tra gli obiettivi in città, rivedere l'impiantistica sportiva, a partire dallo stadio Tenni. È lo stadio Tenni che secondo noi non ha più senso di stare dove è, perché è vicino alle mura, troppo vicino al centro. Il Calcio Treviso ha bisogno di un impianto più adeguato e quello che è il Tenni, che è un impianto che adoro perché ci ho giocato anch'io, ci ho visto tantissime partite, come tanti trevigiani, deve diventare un parco naturale sportivo aperto 365 giorni all'anno alla cittadinanza.